dell'associazione Amici del Museo della Terza Armata. È per me un piacere vedervi qui numerosi a Palazzo Camerini per assistere a questa conferenza in cui lo studioso Federico Moro ci parlerà di due eventi tra virgolette traumatici nella storia di Venezia: l'assedio di Padova nel 1509 e poi la caduta del Veneto governo aristocratico nel 1797. Quindi due traumi, un primo trauma che si è riuscito a superare, un secondo trauma invece che per lo stesso governo aristocratico si è rivelato fatale. Come le principali potenze europee nel 1509 fossero convinte che Venezia in buona sostanza aspirasse all'imperio d'Italia, cioè alla signoria d'Italia, ad espandersi sull'intera penisola, ed effettivamente alla battaglia di Agnadello i veneziani si presentano con delle bandiere su cui è scritto Italia e il loro motto, il loro inno di battaglia è Italia, Italia, Marco, Marco. Eppure nel mezzo di questa guerra c'è una parte della popolazione della città lagunare che ha una visione diametralmente opposta. Sono i componenti di quella classe mercantile, commerciale di Venezia che hanno ancora un'immagine della venezianità diversa, un'immagine di Venezia intesa come città puramente marittima, quindi essenzialmente il dogado, i domini sul mare e non quel retroterra in terraferma che Venezia si era conquistata. Il più esemplare esponente di questa, chiamiamola, corrente di pensiero è il diarista Gerolamo Priuli, un patrizio di una famiglia di tradizione mercantile che nel 1509 arriva a scrivere che Venezia ha compiuto una sorta di adulterio ideale. Ha tradito il mare in cui risiedeva la sua unica vera forza per espandersi in terraferma, e questo adulterio, questo tradimento dello sposalizio sul mare ha attirato alla città una serie di sciagure. Addirittura arriva a scrivere che i veneziani non possono mantenere uno stato in terraferma perché non sono in grado di combattere in terraferma. È piuttosto interessante che secoli più tardi, nel giugno del 1797, quando Napoleone ormai è alle porte della dominante, un membro della stessa casata, un Priuli, fa un ragionamento piuttosto simile. Davanti al Senato Veneto, il patrizio Giuseppe Priuli arriva a dire che Venezia è città marittima e commerciante, non può esistere senza l'oltremare. Però secondo lui poteva esistere senza la terraferma e quindi consigliava in buona sostanza di rinunciare a tutto lo stato da terra perché l'è massa lungo per essere difeso e di tenere soltanto la parte marittima. E addirittura un patrizio che è passato alla storia per essere stato forse il maggior oppositore dell'avanzata di Napoleone nei domini veneti, Francesco Pesaro, in una sua lettera apologetica arriva a dire che l'unica forza della Veneta nazione risiedeva nel mare. Questo rapporto tra il 1509 e il 1797 è stato indagato da diversi storici nell'arco anche dei secoli ormai, e la nostra associazione ha avuto il piacere di invitare qui con noi lo storico Federico Moro, che si occupa di storia militare, quindi si occupa dello studio dei rapporti anche politici tra gli stati, degli armamenti, di come erano i campi di battaglia, di come erano preparati gli eserciti, della preparazione dei generali, che sicuramente ci darà un quadro molto interessante in questo confronto. Di recente ha pubblicato il suo ultimo libro, Venezia contro Napoleone, che tratta proprio del 1797, con questa prospettiva da storico militare molto particolare e anche abbastanza rara oggigiorno. E io credo di aver messo già abbastanza carne al fuoco, passo la parola allo storico e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al Museo della Terza Armata, grazie all'Associazione degli Amici del Museo e a Riccardo Pasqualini in particolare che mi ha invitato a venire qui stasera. Interessi però di natura geopolitica. Questa serie di libri di cui qui vedete tre titoli fa parte di una collana in 10, forse 11 volumi che un editore molto coraggioso, devo dire, la Leg di Gorizia, che mi fa piacere ricordare in questa occasione, mi ha proposto di scrivere sulla storia veneziana. A ogni piede spinto, qualunque atto che
spinga, costringa qualcuno a fare qualcosa che non vuole, è un atto di guerra. E quindi vedremo che la nostra opinione in merito può cambiare largamente. Sono cambiati i veneziani, questo è il punto. Gli uomini. Tra Agnarello e tra il 1609 e il 1797 la differenza è tutta lì. Dopo possiamo ragionare all'infinito sui dati numerici, sui dati tecnici, e nel libro Venezia contro Napoleone mi dilungo parecchio a spiegare perché Venezia era imprendibile e avrebbe potuto resistere. A voi, se volete, ne parliamo dopo. Profondamente, ma perché tutti vogliono l'Italia? Perché tutti vogliono l'Italia anche adesso? Ed è questa l'utilità di questi della storia veneziana, perché Venezia si trova esattamente nello stesso identico posto dell'Italia. La ragione è semplice, non si parla di vie della seta, ma le vie della seta, e questa è la cartina ufficiale della Maritime Silk Road cinese, ora voi vedete bene dove va a finire. Da sempre, dal III secolo a.C., le vie della seta, chiamate così da uno studioso tedesco di fine Ottocento, von Richthofen, che era parente del celebre asso della Prima Guerra Mondiale, però sotto altre denominazioni, vie delle spezie, vie degli aromi, esistono in forma documentata almeno dal III secolo a.C. Eutidemo, che si trova a Parigi, Eutidemo è un sovrano ellenistico dell'Afghanistan, quello che oggi è l'Afghanistan. L'Italia è qui, è su quello che Spikeman ha chiamato Rimland, la fascia costiera che circonda il cuore del pianeta, la fascia costiera che, dominando la quale, gli imperi del mare dominano il mondo. La catena di perle di Xi Jinping è identica alla catena di basi navali della Royal Navy ed è uguale alla catena di basi navali americane. Non c'è nulla di nuovo. Ha fatto esplodere le contraddizioni note esistenti in campo avverso. Che differenza c'è tra Agnarello e le Pasque veronesi, diciamo? Le differenze sono molte, però ci sono anche molti punti di contatto. Curiosamente gli avversari sono sempre i francesi, anche se di un'altra natura. Certo, l'esito è stato completamente diverso. Se, usando un'espressione che si trova nel Vangelo di San Luca, all'albero si giudica dai frutti, Agnarello è una dura sconfitta sul campo, però poi non è così drammatica come viene descritta. Vero che l'armata veneta di terra quasi si dimezza, però la flotta è intatta e insomma parte delle piazzaforti vengono o mantenute o riprese rapidamente e quindi c'è la volontà di ricostituire ciò che è andato distrutto.